Buonasera a tutti amici di GD Faro Team. Buonasera. Buonasera, lei è al concorso e ha vinto la fascia, quindi lei svalvola, quindi lo presenti tu? Certo. Vai. Questa sera siamo a Villa Iris a Stra per la terza ed ultima selezione valevole per la finale 2024 di Miss Riviera del Brenta. Valevole per la finale di Miss. Quello che ho appena detto Giulia Urbinati. Ha quasi la seconda laurea, vedete già come se la mena, incredibile. Giulia Urbinati, signorina Giulia Urbinati. Lo dice solamente perché è arrabbiata con me, non per altro, ve lo dico. Ci sono delle cose pregresse al di fuori della telecamera qua che vanno risolte. Ma detto questo, ciancio le bande, bando alle ciance. Quante ragazzine abbiamo questa sera? Tante. Stasera sono tante. Ma questa sera avranno una difficoltà in più. Perché devono tremare. Non è come tutte le altre tappe che sono state relativamente facili. Questa sera in giuria c'è una coppiata che potrebbe veramente fare paura, perché ci siamo sia io sia Bea, che insieme dobbiamo dare i voti a ciascuna delle ragazze. Quindi secondo me questa volta le classifiche saranno completamente diverse. Ma secondo me stasera loro si fermano davanti ai giurati, ci vedono e scappano. Sì, probabile, molto probabile. È una cosa veramente probabile secondo me, perché te non t'hanno ancora mai vista come voti, sanno come voto io sicuramente. Secondo me però non scappano perché sperano che tu mi addolcisci. Sì, esatto, ma non è così. Non hanno capito che lei la sto crescendo peggio di me in ambito lavorativo, ragazzi, non l'avete capito questa cosa. È la mia miglior creazione. Grazie, modestamente, però Giulia, ci stiamo dilungando. Ci stiamo dilungando perché come potete vedere la luce è quasi del tutto tramontata e voi lo sapete cosa succede d'estate quando arriva il buio. Iniziano i concorsi, quindi che altro dire? Io direi che io e Bea non possiamo fare altro che congedarci, andare in giuria e dare lo spazio alle nostre miss. Un bel applauso! Pensa che bella presentazione della nostra mitica, bravissima amica tutto, Chiara Perale! Benvenuti a questa selezione, questa tappa di Miss Riviera del Brenta. Buonasera alla voce del nostro Renato Trincanato, che è organizzatore di questo concorso. Buonasera ovviamente a tutte le nostre ragazze e a voi presenti. Allora iniziamo da qui, da questa meravigliosa villa che questa sera ci ospita, ma prima farei ancora un grande applauso a tutte le nostre miss di questa sera che hanno così iniziato. Ragazze, è giunto il momento adesso di andarsi a preparare, perché tra poco vi rivedremo qui su questa passerella per ovviamente scoprire questa sera chi si aggiudica le fasce che abbiamo ovviamente pronte per voi. Quindi un applauso alle ragazze che vanno a prepararsi. Ma pensa a te anche le sorprese. Buonasera. Facciamo un applauso che sono tantissime, questa sera le ragazze. Devo aspettare che rientrino. Allora, io intanto ovviamente ringrazio tutto lo staff di Villa Iris che questa sera ci ospita in questo luogo meraviglioso che è la Riviera del Brenta, ovviamente, e quindi siamo qui per parlare di bellezza non solo delle nostre ragazze, ma di bellezza anche del nostro territorio e soprattutto di Stra, che è uno dei luoghi, se vogliamo, anche più ricchi di bellezza, di storia, di turismo, di gastronomia, insomma
veramente non abbiamo nulla da invidiare ad altre località e quindi siamo veramente felici di portare anche la bellezza e il nome della bellezza in alto grazie al concorso di Miss Riviera del Brenta. Quindi ringrazio ovviamente tutti gli sponsor che poi andremo a conoscere meglio anche nell'arco della serata, ringrazio anche tutto il nostro staff, grazie a Paolo Polese sempre pronto con la sua macchina fotografica a immortalare le bellezze che poi troveremo ovviamente anche nel sito e nelle pagine social di Miss Riviera del Brenta. Grazie al giovanissimo gruppo Ale, Alessia e Giovanni, eccoli lì ragazzi, pronti anche loro a immortalare i momenti più belli di questa serata. Tra l'altro non solo questo, perché Calais Creation è sempre Alessia, è sempre lei che gestisce anche la grafica ovviamente di questo concorso, quindi grazie particolarmente per la tua presenza e ovviamente anche per la tua originalità nel rendere il sito, comunque insomma tutte le pagine che gestisci ancora più belle, quindi grazie per essere con noi. Grazie ancora a Marco Moretti che questa sera ha mollato per il momento la macchina fotografica per gestire tutto quello che è il service luci. Grazie Marco, grazie mille per essere con noi. Ringrazio anche il nostro DJ Davide, giusto? Beh, perfetto, Daniele, iniziava con la D, scusa Daniele. Il nostro G di Ferro Team, non solo lui ovviamente, ma la nostra Giulia Urbinati. Dov'è la Giulia? In giuria. Ah giusto, stasera sono in giuria. E la Beatrice, ma Anche. che belle! Sì. Ma che belle queste due rigioniette, queste due miss, perché? Perché Giulia Urbinati, intanto raccontiamole, perché non abbiamo mai raccontato bene di voi, No, Giulia Urbinati, modella venezianissima doc e fiera di esserlo, potremmo dire. In passato ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo i primi posti, anche buoni piazzamenti, si è distinta anche nelle finali nazionali con ottimi risultati. Da 2 anni è diventata mamma, tra poco, il 3 luglio, quindi non ancora 2 anni. Però insomma quello che è il tuo gioiello più bello, il tuo regalo più bello è la tua bimba, la tua Ginevra, e da circa 6 anni segue con costanza e impegno appunto G di Ferro Team come inviata. Io direi 7? che Giulia può Mi hanno anche dato dei numeri alzarsi, farsi sbagliati, Giulia, vedere. Giulia, alzati vieni qua, così. appunto, Alzati e fatti facciamoti vedere eh. in tutta la tua beltà. Bellezza, perché a 22 Giulia anni. Urbinati, super mamma. Super mamma, direi che. Eccola qua. Ragazzi, ma che c'è? Cosa possiamo dire a questa ragazza? Che fa tutto? Ciao, 23 anni, però ringrazio per avermi dato un anno in meno. Vabbè, dai. Vabbè, ma abbiamo capito che stasera diamo i numeri o no? Andiamoli. Giocatevi 22-23, vedete che vai. Meno, a me va benissimo. Benissimo. Giulia, pronta ovviamente questa sera in giuria, spalleggiata da una frizzante Beatrice Tomada. Quindi facciamo il cambio, grazie Giulia. Aspetta. Diciamo un'altra cosa. Ci tengo a specificare che Beatrice gli ho insegnato come nuotare, quindi devono tremare doppio questa sera, doppio. Attenzione, perché ovviamente Giulia e Beatrice questa sera viaggiano in coppia anche con il voto, perché il voto sarà unico. Beatrice, buonasera, anche a te ti abbiamo visto spesso nei concorsi, sei laureata in lettere moderne, tuttora frequenti la magistrale con grande orgoglio e impegno, immagino. Dopo una breve esperienza con Miss, da 8 mesi, è giusto? Gli 8 mesi sei entrata nel piccolo gruppo di G Ferro Team, bene, quindi insomma in questi 8 mesi hai fatto però davvero tanto, hai contribuito molto, e dopo aver ricevuto la fascia nella finalissima di Miss Riviera del Brenta 2023 sei anche appassionata di moda e beauty, vero? Esatto, io ho proprio avuto l'opportunità datami da Giulia e Mario, mi hanno scelta e per me è la cosa migliore che mi sia capitata. Proprio è stata un'emozione grandissima e lavorare comunque dietro le quinte ti dà quel lusso che... Bello del dietro le quinte, devo dire, assolutamente. Tu Dopo che sei stata bisogna anche davanti. sottolineare dove ha preso la fascia. Appunto, ricordiamolo. Alla finale 2023 di Miss Riviera del Brenta. Io me lo ricordo quel momento, me lo ricordo perché eri particolarmente emozionata, io ero molto contenta tra l'altro perché sei veramente, oltre che bella, brava, valida, in gamba, quindi sono contenta che sei entrata a far parte del team di G di Ferro Team.
Grazie a te Beatrice, ti faccio riaccomodare al tavolo della giuria. E allora poi, come vi dicevo, presenteremo anche tutti gli altri partner, però siamo veramente felici di essere qui questa sera, anche perché insomma il sostegno e l'aiuto del comune e della Proloco è importante anche in questi eventi, quindi chiedo gentilmente al signor Roberto Leo Bordetto, che è rappresentante della Proloco Pisani Stra, buonasera, tra l'altro presidente di giuria questa sera. È un piacere essere qui, perché? Perché l'abbiamo detto prima, noi portiamo la bellezza delle ragazze, ma in realtà viviamo qui in uno dei diamanti di questo territorio della Riviera del Brenta. Io sono assolutamente d'accordo, do il benvenuto a tutti in Riviera. Stra apre la Riviera del Brenta, la strada per Venezia. Tu mi hai anticipato, cioè in effetti queste sono delle occasioni per dare degli assaggi di quello che la nostra terra può proporre, perché con queste serate si comincia ad assaporare quello che è la bellezza delle ville venete, e Villa Iris è spettacolare, e se voi poi dopo andate a dare un'occhiata all'interno vedrete quanto è magnificente, veramente bella, ma quanto è bella tutta la nostra zona. La Proloco Pisani ha un nome molto importante perché è quello di Villa Pisani, no? Però ci sono tantissime altre ville che meritano di essere viste e visitate. Poi abbiamo il Naviglio che è fantasmagorico, abbiamo la nostra storia, abbiamo il nostro modo anche di saper accogliere i turisti e i residenti, che sono tutti fiori all'occhiello, insomma, per rendere la Riviera all'altezza di quello che è la regione che al momento è la prima in Italia per turismo. Quindi dobbiamo assolutamente puntare su questo. Questo tipo di eventi ci aiuta, io devo dire che sono un po' emozionato dall'incarico che mi avete dato di presidente di giuria, perché mi stavo confrontando anche con i colleghi della giuria, le ragazze sono fantastiche, cioè non sarà facile dare i punteggi e valutare cose, saremo molto obiettivi comunque, professionali su questo. Roberto, hai la voce rotta, sento che sei particolarmente emozionato. No, sono emozionato perché tante ragazze così non l'ho mai viste, è fantastico. Parlavo con Federico prima, diciamo che è spettacolo. Non c'è solo la natura del paesaggio, c'è anche la natura umana, e le belle donne si apprezzano sempre, assolutamente. Anche perché, come dicevi tu prima, secondo me sono ragazze che al di là della bellezza fisica hanno anche una storia dietro, una preparazione culturale, tutto un background che è importante. Io vorrei invitare con me il neo vice sindaco. Proprio stamattina abbiamo fatto il primo consiglio comunale di convalido degli eletti, che è Roberto Buzzonato, che ho visto che era qua sul pubblico, bravissimo Roberto, così anche l'amministrazione darà un saluto. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei qui con me anche l'Alice, che è la consigliera con la delega al commercio. Ecco qui Alice. Noi portiamo i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione. È un onore essere qui questa sera per presiedere a questo grandissimo evento come vice sindaco appunto e come consigliera, e noi ringraziamo tutti voi presenti, ringraziamo anche lo staff che sta organizzando questa bellissima serata, e ovviamente ringraziamo anche le miss che questa sera si sfideranno in questa dura battaglia per portare a casa questa fascia. È un evento molto importante per Stra. Noi dell'amministrazione siamo sempre propensi a queste nuove idee, nuove proposte, anche in collaborazione con la Proloco. È un evento molto importante appunto per il territorio, ma soprattutto anche per tutta la Riviera, perché come diceva prima non conosco la Chiara, appunto la Riviera del Brenta è conosciuta in tutto il mondo, è conosciuta per le bellezze del proprio territorio, è conosciuta per le bellezze dei propri monumenti, è conosciuta anche per le bellezze delle proprie donne, perché questa sera siamo qui appunto per vedere le bellezze del nostro territorio. Ecco, io concludo, altrimenti poi qui faccio divulgare troppo. Noi vogliamo vedere le ragazze appunto, e che dire, buona serata a tutti e in bocca al lupo, stop, in bocca al lupo. Che vinca la bellezza alla fine. Aggiungo un piccolo dettaglio, vi aspettiamo a Stra per la festa sull'acqua, che ormai è diventata una tradizione
del nostro paese. Sarà il 31 agosto, adesso con l'amministrazione la stiamo organizzando, in modo da renderla sempre più grande. Siamo presi, ma la prossima settimana ci incontreremo sicuramente, perché è un altro bel appuntamento. Noi vedremo oltretutto la Miss Riviera del Brenta, poi sicuramente in occasione di Riviera Fiorita, che è l'8 settembre, e poi la ritroveremo nel Carnevale del 2025. Cioè è un'amicizia questa che comincia questa sera, più che altro si consolida perché c'è già da tempo, ma che assolutamente andrà avanti, e questa è una puntata di tutte quelle che faremo a Stra. Quindi vi aspettiamo a Stra con tutto l'entusiasmo di questa sera, col tempo che ci aiuta, speriamo. Abbiamo dovuto disdire l'estemporanea di pittura di domani mattina che avevamo organizzato con l'amministrazione, perché è andato un tempo incredibile, ma insomma seguiteci anche su Facebook, quello che fa l'amministrazione, quello che fa la Proloco insieme, perché abbiamo tante cose da proporvi molto bene. Chiara eccezionale, rientro nei miei panni di presidente di giuria, sì, sono preoccupatissimo. Grazie Renato, perché l'idea è stata tua, sei un grande organizzatore. La Proloco sai che sarà sempre con te quando ci proponi delle cose. Proloco e amministrazione faremo squadra, ok? Grazie Chiara. Davvero è importantissima la vostra partecipazione, il vostro sostegno. Certo, ho detto potete andare a accomodarvi per rilassarvi, invece il presidente di giuria deve iniziare il suo lavoro. Però davvero è importante, perché dietro a questi eventi c'è tantissimo lavoro, c'è tantissima fatica, tante difficoltà anche da supportare, e se l'amministrazione comunale e la Proloco danno una mano e abbiamo il sostegno da parte vostra, credetemi che è davvero importantissimo, quindi grazie a voi per questa partecipazione. Sì. Allora faccio l'ultimo inciso, poi noi partiamo. Sì. Mi riallaccio alla posizione delle ragazze, background, la maggior parte di loro sono ancora studentesse, c'è chi lavora, insomma sono tutte ragazze che non devono assolutamente essere giudicate perché fanno il concorso di bellezza. Devono fare tutto quello che si sentono di fare, perché sono belle ragazze, ma soprattutto hanno una testa pensante, una famiglia buona alle spalle, e viva Dio, lasciamole per 2 ore che si divertano e che stiano insieme senza star lì a sottolineare, a dire femminicidio di qua e non femminicidio di là. Queste non sono cose che portano al femminicidio. Questo, l'importante, se voi eravate dentro, si stavano scambiando i numeri di telefono e le mail per passarsi i vari Instagram, io non ne capisco nulla, però loro diventano amiche ed è bello così. Vai Chiara. Grazie Renato, è vero. Questo è anche quello che i concorsi di bellezza sani poi insomma fanno crescere e quindi creano bei rapporti di amicizia. Ma veniamo a noi, o meglio a loro, perché prima di iniziare il concorso abbiamo il piacere di avere con noi questa sera 2 grandi ospiti. Sto parlando delle 2 Miss Aurora Costa, Miss Riviera del Brenta 2023, e Gioia Cavallari, Miss Fiesso d'Artico 2024, vincitrice della scorsa selezione. Eccole qui. Bellezza delle bellezze, non potevamo insomma non avere anche voi questa sera, quindi grazie ragazze, potete andare a cambiare perché avremo modo comunque di rivedervi nell'arco della serata. Non lo so che con te va meglio Renato, che devo dire? È sempre così, la tradizione. E allora iniziamo quindi con la prima uscita delle nostre ragazze. Ovviamente saranno 2 le uscite, la prima in body da gara e la seconda in abito elegante. La nostra giuria ovviamente si esprimerà prima nella prima uscita con un riferimento particolare all'eleganza, alla bellezza, e poi ovviamente andremo a vedere anche il portamento delle nostre miss. E allora direi di iniziare subito con la numero 1,
Mirela Martare. Continuiamo con la numero 2, Giulia Martorana. E continuiamo con la numero 3, Alessia Budorovic. Camilla Busato. Andiamo avanti con la numero 5, Claudia Callegaro. È il momento adesso della numero 6, Gloria Dante. Arriva la numero 7, Chiara Gori. Andiamo avanti con la numero 8, Chiara Ghirotto.
Continuiamo con la numero 9, Giulia Ballan. Continuiamo con la numero 10, Erika Grigio. Con la numero 11, Perla Brusadin. Continuiamo con la numero 12, Martina Lombardo. E andiamo avanti con la numero 13, Aurora Boldrin. Continuiamo con la numero 14, Vanessa Brugnaro.
E andiamo avanti con la numero 15, Pamela Neri. Ora la numero 16, Sara Rizzo. E intanto arriva la numero 17, Chiara Petrin. Continuiamo con la numero 18, Ilaria Scatto. Con la numero 19, Alessia Serenzato. Arriva la numero 20, Alessandra Lentino Stravolo.
Giorgia Trevisan. Per la numero 21 Giorgia Trevisan, per tutte le ragazze che abbiamo visto in questa prima uscita in body da gara. Sono già pronte loro ovviamente per ripartire con la seconda uscita valida per il concorso, quella in abito elegante, quindi di bellezza, portamento e ovviamente insomma il loro meraviglioso sorriso che noi consigliamo sempre di avere ad ogni tappa. Ma prima vorrei ringraziare, nominare intanto gli sponsor che anche questa sera ci hanno permesso di realizzare questa tappa, quindi grazie a Dental Team, a Butterfly by Anna, eccola lì tra l'altro che mi ha veramente questa sera reso ancora più bella con questa parure, bracciale e collana in macramè, giusto, macramè cristalli, fatto completamente a mano da Anna di Butterfly, quindi grazie mille. Andate a conoscere anche tutti gli altri gioielli, tutti gli altri monili, tutte le altre creazioni che realizza anche ovviamente su misura, quindi se avete delle richieste particolari, perché no, chiedete ad Anna e saprà sicuramente accontentarvi. Grazie anche al Salone Anna, grazie a Marie Clo, a Marica che mi ha vestito questa sera in quest'abito meraviglioso. Tra l'altro conosceremo meglio questo negozio con le proposte ovviamente moda, dato che siamo finalmente in estate, finalmente è arrivato il caldo, insomma vedremo anche quali sono le proposte da parte di Marie Clo. Grazie anche alla partecipazione ancora una volta di Dance and Activity, grazie al Baule Shopping Center, a Pixel Viaggi, grazie a Gimio, a Ghirardo Grandi Fiorerie per anche gli omaggi floreali di questa sera, abbiamo dei centro tavola stupendi, e anche un grazie va a Schiavo Gomme. Poi ovviamente andremo a conoscere meglio tutti questi nostri sponsor e partner importanti. Che la corona di questa sera, come tutte le precedenti, sono fatte a mano proprio da Anna di Butterfly. Esatto, quindi ancora un applauso va a lei. Piccola nota tecnica per le ragazze. Allora, va bene, va benino come si sfila, possono andare anche leggermente più piano, ma soprattutto non dimenticatevi la sosta qui dal fotografi, perché altrimenti scappate e non riescono a immortalarvi. Mi raccomando, la sosta davanti a Paolo, a Giovanni e ad Alessia. Capito? Capito? Han capito le madri, hanno sentito chiaro e tondo. E quindi siamo pronti adesso per continuare con la seconda uscita. Nella seconda uscita, quella in abito elegante, quindi riprendiamo la concentrazione e riprendiamo dalla numero 1.
della numero 21 che conclude anche questa seconda uscita in abito elegante, valida per il concorso. E adesso sta alla giuria, si deve riunire, bisogna fare ovviamente tutti i conti del caso alla mano. Spero, vedo che stanno parlando un sacco. Guarda, Giulia si sta addirittura facendo le indicazioni a destra e a sinistra. I commenti erano, io li ho ascoltati, però difficile. Anche questo. Però questa qui, insomma, non ce n'era una che passava che non c'era un commento positivo. Quindi buon lavoro. Buon lavoro ragazzi, buon lavoro Giulia, buon lavoro anche al presidente, perché sappiamo che sarà poi suo eventualmente in caso di una parità le calcolatrici, decidere chi avrà la meglio. E quindi facciamo ancora un grande applauso a Miss Riviera del Brenta 2023 Aurora Costa, tutte le Miss, e Gioia Cavallari, Miss Fiesto d'Artico 2024, vincitrice della scorsa selezione. Prego ragazze! Eccole qui tutte le nostre 21 splendide ragazze. Allora ragazze, intanto voglio farvi i complimenti, siete state davvero tutte brave davvero, quindi un bel applauso, ve lo facciamo di tutto cuore. Ragazze, è arrivato il vostro momento. Iniziamo con la nona classificata Miss Finalista. E allora, nona classificata Miss Finalista premiata dal nostro Luca, Aurora Boldrin. Siamo ora all'ottava classificata Miss Marie Claude. A premiare chiamiamo qui la responsabile del negozio Marica Lovato. La numero 7 Chiara Dori. Complimenti a Chiara Dori che si conquista la fascia di Miss Marie Claude, ottava classificata. E allora, dato che Chiara ha vinto una fascia, diciamo anche che Chiara ha vinto la quarta posizione al campionato nazionale di ginnastica artistica a Cesinatico proprio nel 2020. Bravissima Chiara. Miss Baule, settima classificata, è la numero 8 Chiara Ghiotto. Brava Chiara. Perfetto. Quindi Miss Gimmio. E premiano Giulia e Beatrice. Ah, ok. C'era Chiara, ma non importa, Chiara tu stai lì. Quindi Giulia e Beatrice premiano Miss Gimmio. Sesta classificata Miss Gimmio è la numero 19 Alessia Semenzato. Brava Alessia.
E allora, Miss Dance and Activity, quinta classificata è la numero 10, Erika Grigio. Complimenti Erika! E allora, Miss Pixel Viaggi, aspetta che quarta classificata è la numero 17, Chiara Petrin. Saliamo sul podio con Miss Prologo Pisani. Solo ragazze, terza classificata, Miss Prologo Pisani è la numero 14, Vanessa Brugnaro. E allora, seconda classificata, Miss Villa Iris. Abbiamo i fiori sempre offerti da Ghilardo. Seconda classificata, Miss Villa Iris è la numero 21, Giorgia Trevisan. Piove di sacco, piove di moda. Abbiamo ricevuto da parte degli organizzatori una nota di merito e quindi abbiamo deciso di dare una fascia speciale a Claudia Callegaro. Claudia Callegaro! Speciale. E poi perché oltre a, loro lo sanno, oltre alla bravura, alla bellezza, al portamento, al sorriso, noi premiamo anche tanti altri valori, quali la serietà. Proprio per questo noi vogliamo, tutte le altre hanno più o meno vinto una fascia o cosa, e recuperiamo colei che anche lei ha saputo essere presente quella sera dicendo ok, ci sono, ed è fascia speciale Alessandra Stravolo Valentino. Alessandra, anche per te, con questa motivazione, la fascia speciale che ti viene consegnata da Chiara, la tua serietà, come giustamente ricordava Renato. Un applauso anche per Alessandra. Ed ora, care ragazze, intanto vorrei ancora un grande applauso anche per tutte le nostre ragazze della Dance and Activity che stanno, se vogliamo, anche da ferme.
coreografando scenograficamente questo momento, e grazie ovviamente ancora a Veronica. E allora ragazze, siamo arrivate alla prima classificata. Chiamiamo il presidente di giuria. Non se l'aspettava, presidente. No. Ma abbiamo detto che questa sera è tutta una sorpresa, quindi è così. E Aurora Costa ovviamente che consegnerà la corona, Ma anche il nostro. ma anche il vice sindaco, per ringraziarlo ovviamente della partecipazione e dell'appoggio che date, quindi grazie, e ovviamente per tutti gli eventi che avete in programmazione, per essere davvero vivi e attivi su questo territorio, per farlo conoscere e per farlo vivere anche non solo da chi è qui nel territorio, certo. Io non vorrei essere stato nei panni della giuria, perché penso sia stata veramente dura definire una prima, perché sono tutte bellissime ragazze, hanno un portamento, una classe veramente sublime. Ecco, penso che voi abbiate fatto veramente con difficoltà a scegliere la prima candidata. Se posso dire, è stato durissimo, ma ci prenotiamo per la prossima giuria. Assolutamente sì, Roberto, siamo qui ovviamente per accogliere anche le vostre richieste. Qui abbiamo il primo premio sempre offerto da Pixel Viaggi, un altro premio importante, vediamo anche, voglio vedere proprio l'interno, eccolo qua. Un buono viaggio da 150 euro per la prima classificata. E allora, prima classificata, Mistra 2024, è la numero 9, Giulia Bannata! Villa Iris, questa meravigliosa villa incastonata qui nel Riviera del Brenta. Facciamo un applauso però anche a tutte le ragazze, le 21 miste che abbiamo visto questa sera qui. Bravissime tutte, davvero. E allora, io ringrazio di cuore il nostro capitano della ciurma, Renato Trincanato. Grazie! Grazie a Chiara Penale! Grazie a Chiara Trincanato, a Luca, a tutto lo staff. Monenti Service, dov'è? Ma non farmi questi scherzi, ecco tu. Monenti Service questa sera, tra l'altro, è una versione diversa, quindi ci siamo abituati a tutte le luci, ci ha illuminato di immenso. Mi hai fatto tipo Barbara D'Urso. Esatto. Grazie. E grazie ovviamente al nostro fotografo Paolo Bonese. Il nostro staff, CD per un team, Mario Bonesi, la nostra meravigliosa Giulio Pinati e Beatrice Domala, che non hanno finito di lavorare perché adesso Ritorno loro, adesso lasciamo in mano di sì, loro. interviste. Grazie a tutta la nostra giuria, davvero di cuore per essere stato con noi. Ringraziamo anche Ale Gio. Ale Gio, assolutamente, sono lì. Assolutamente sì. E questa sera Gio ha fatto anche le pulizie di casa. Grazie. A Chiara Trincanato, a Luca, a tutto lo staff. Allora io vorrei ringraziare ancora il nostro DJ. Grazie per essere stato con noi. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Viva la bellezza, viva la Riviera del Brenta e ovviamente viva Miss Riviera del Brenta. Grazie. Buonanotte a tutti, buon ritorno a Tiziano.
Amici di GT Ferro Team, abbiamo finito. Com'è stata, Bea? Dall'anno scorso che eri tu al posto loro, adesso che eri in giudizio, sei vendicata? No, non è vero, no, non mi sono vendicata, però devo dire che è completamente un'altra cosa. Però di comune accordo tutti i giurati, compreso io e te, siamo riusciti ad arrivare a Miss Stra 2024, che è Giulia Ballan. Esatto. Quindi siamo riusciti comunque ad arrivare, comunque erano 21, erano tante, erano anche alcune tanto belle. Quindi è stato un po' difficile, ma alla fine il portamento, l'eleganza, la fisicità e la bellezza hanno trionfato con Giulia. Bene Giulia, come te la sei sentita questa sera? Ma me la sono passata bene, comunque le ragazze le conoscevo già, mi stanno tutte simpatiche, quindi c'è anche amicizia, non è solo Hai un giocato concorso. tra amiche, Esatto. è stato bello anche per quello, è stato un sabato sera diverso. È sempre lo stesso discorso che facciamo ogni volta. Quando c'è un bel backstage tra ragazze è tutta un'altra storia. Esatto. Sì, ma va detto, perché alla fine quando un concorso riesce a rendere bello il dietro le quinte, il fuori le quinte in passerella diventa di un altro spessore. Beh, che dire, tra poco, speriamo di 3 mesi forse? Tra poco. No, 2 mesi, più o meno 2 mesi e qualcosa, ci sarà la finalissima. Ti piacerebbe vincere Miss Riviera del Brenta? Vabbè, certo. Certo, quindi tu andrai lì per conquistarti la corona. Quindi Esatto. ci si prepara, si affila tutto, si prepara già la valigia. Ma sì, dai, adesso basta allenarsi con costanza. Ricordiamo che comunque Giulia si allena, fa corsi di portamento, non è che è la prima arrivata che dice vabbè provo, metto un paio di tacchi. Studia, sta tuttora studiando, quindi è anche quello che fa la sua parte, quindi sappiamo che arriverai super preparata. Noi ti ringraziamo e noi che Grazie a dire, voi. passiamo alla prossima Miss. Esattamente. E via con la seconda. Ed eccoci qui con la seconda classificata, Miss Villa Iris. Buonasera. 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 Deformazione professionale. No, questo sai cos'è? Queste cose ci servono ai compleanni, quando facciamo i video compleanno, mettiamo tutte le gatte dell'anno, sono bellissime. Esatto, la seconda viene fuori una cosa bella. Bando alle ciance. Ciancio alle bande. Lei è? Trevisan Giorgia. Cosa fai nella vita? Hobby, Ho passioni? finito gli studi, ho finito il 4º anno di estetica e quindi adesso Anno sabbatico. sì. Praticamente adesso non ne voglio più sapere di libri, unghie, cerette, di tutto. Adesso hai deciso di mollare l'estetica e buttarti sui tacchi. La scelta. No, è stato Primo concorso. proprio per gioco, nel senso ho voluto buttarmi e provare, però appunto nel mio futuro spero di aprirmi un centro estetico però E poi la vedremo però- come te, da Miss a sponsor, tu da Miss Esatto. a staff, lei Esatto. da Miss a sponsor. Esatto, I esatto. salti sono brevi alla fine. Te l'aspettavi questa sera? No. Vedi le sorprese. Questa era la prima, giusto? Sì, prima sfilata. Vabbè, direi che ti è andata strabene. Jackpot. Prima è andata da Dio, direi top. Bene, noi ti ringraziamo e che dire, si fa la terza? Si fa la terza. Anche perché sono 9 e via di terza. Grazie. Stavamo dicendo, e amici di Ferro Team con la terza, siamo qui con Miss Proloco Pisani 2024. L'ho detto leggendo con un occhio, però ce l'ho No, fatta. si è visto in camera, non ti E preoccupare. allora top. E siamo qui con Vanessa Brugnaro, buonasera. Buonasera, Buonasera. cognome che ha fatto un po' discutere questa sera. Non sei parente del Non nostro sono parente del sindaco, mi viene chiesto spesso in effetti. E quindi per chiunque dopo scriverà sotto il video ma lei è passata perché con Proloco, perché no, parentele diverse, cognome uguale, parentele diverse, quindi state già in silenzio che già vi sentiamo. Nella vita fai? Io sono una studentessa all'università e studio lettere moderne. Hai una collega? Prego, passiamo il testimone a Beatrice. Eccola qua. Dove fai lettere moderne? A Padova. No, l'avversario. L'avversario? Sì, io Sei sono Venezia? sì, veneziana. Ok, mi dispiace. ritorno- Avversario, basta, non la posso più fare. ritorno Arrivederci, io, vado via. ritorno io, batti dei Cosa vuoi fare nella vita? Questo ancora non lo so. A me si scopre piano piano, effettivamente. Contenta di aver ricevuto questa fascia stasera? Molto contenta, sorpresa anche direi. Ovviamente speravo di ricevere una fascia, però non pensavo di arrivare terza, quindi molto contenta. Primo sì. concorso? Non primo concorso, però prima tappa qui, Prima tappa qua. a Miss Riviera del Brenta, sì. Ecco, quindi dai, ti è andata anche bene. Sono molto contenta, sì. Sì, anche perché così ti vedremo in finale. Ci vedremo in finale, sì. Tra un bel po', però ci vedremo. Allora Vanessa, ci vediamo in finale. Noi, Giulia, proseguiamo. Quarta? E andiamo di quarta. E amici di Ferro Team con la quarta Miss Pixel Viaggi 2024. Cosa hai vinto? Un viaggio?
No, devo ancora guardare sinceramente il premio. Non abbiamo ancora Ok, questa fascia dovete sapere che la volevamo io e Giulia. La volevamo tutta, la volevamo anche chi non si è classificata la voleva, perché viaggi. Ci siamo proprio offerte dal tavolo giuria, siamo magicamente arrivate davanti al banner. Eccoci qua, siamo la prendiamo noi. E invece no, l'ha presa la nostra Chiara. Esattamente. Cosa fai nella vita? Allora, nella vita lavoro come impiegata in un'azienda farmaceutica. E questo, e da qua capiamo perché ha una bella pelle, giusto? Prodotti skincare. Prodotti skincare della farmacia alla fine. Che bello. Non c'è altro da dire. Che bello. Sogni nel cassetto, idee, ipotesi? Allora, sicuramente continuare con il mio lavoro, crescere professionalmente e continuare anche con le mie passioni come la danza classica. Ah, bello. Però no, la moda no. La moda no, quindi ci prendiamo noi la fascia e il viaggio. Bene, prendiamo io idea, dato che non c'era moda in questo tutto ciò. No dai, a parte gli scherzi, ti sei classificata, comunque sappiamo che tu hai fatto già un po' di concorsi, hai già vinto alcune fasce. Quest'anno speri di riuscire ad arrivare prima di Miss Riviera del Brenta? Sì, ci spero. Ci stiamo allenando col portamento per riuscirci. È il primo concorso di quest'anno e spero insomma di concludere bene questa finale. Ma sì dai, speriamo, non è che certo. Sarete in tante, quello si va detto, perché sarete veramente in tantissime, però se vi allenate bene a fare le scale secondo me potete farci. Sì, quella è la cosa fondamentale. Sì, anche perché là è tutto scale, quindi io vi consiglio allenarsi sulle scale di casa. I vicini vi ammazzano, voi fregate, ve ne andate su e giù perché dite devo fare la finale. È inutile il discorso. Bene, che dire, noi ti ringraziamo, passiamo alla quinta. Passiamo alla quinta. Quinta classificata, Miss Dance and Activity. Tu sei? Erika Grigio. Cosa fai nella vita? Passioni, hobby? Allora, io mi sono diplomata l'anno scorso e poi mi sono messa subito a lavoro, ho fatto la barista e l'assistente della poltrona dal dentista e ora voglio entrare totalmente all'interno del mondo della moda, basta. Basta, fine. Basta. Cos'è che hai studiato? Multimediale, audiovisivo. Basta, fine, chiudo, bruciato. Prima avevamo deciso di fare l'audiovisiva, poi abbiamo deciso di fare la barista, poi l'assistente della poltrona della dentista che là posso dirti lo stipendio, io mi sarei anche fermata, posso dirti, lo stipendio orario mi sarei anche fermata. Però no, saltiamo il mondo della moda. La passione, orari d'inferno, devi per forza trasferirti a Milano per riuscire a sfondare e mantenerti. Devi fare un botto di palestra, crescere almeno di altri 20 centimetri, un disastro. Però le passioni sono brava, esatto. Beh, al massimo puoi fare l'appetito. Anche sì. Sono le più passione, quindi mai dire mai. Cioè, c'è una modella per ogni cosa, Ci sono anche le modelle per le mani. Anche per i piedi. Sì. E per i piedi. Quelle però sono solo i fans. Questo lo tagliamo. Questo lo tagliamo. Principalmente. Sul sito bianco-azzurro, nell'ex Twitter, sto scherzando. Bene, quindi tu adesso ti vuoi introdurre qua e questo sappiamo che hai già fatto un po' di concorsi, avendo delle fasce, quindi stai usando un po' i concorsi come trampolino di lancio. Sì, esattamente. Bene. Ci sto provando. Bene, noi bisogna facciamo partire dalle basi. Grazie mille, veramente. Sesta è classificata. E Miss Gimio 2024 è una vecchissima conoscenza di G di Ferro Team, perché per gli iscritti da tantissimo tempo, perché siamo vecchiette noi. Molto vecchiette. Lei era una G di Ferro Team Girl, perché lei è stata affasciata con noi, ha lavorato anche con noi per un periodo. E lei si è sementato, infatti noi abbiamo anche un sacco di video nel canale dedicati a lei, quindi adesso ti ripresenti perché è da troppo che non ti diamo i concorsi, quindi ripresenti e spiegaci anche come mai la tua assenza e questo ritorno. Allora, sono stata fuori da concorsi per 2 anni, è tanto tempo. Tanto quasi la mia maternità, pazzesco. Solo che lei è tornata senza figlio, quindi come hai fatto? Sì, ma con un po' di chili in più. Io ho 16 kg in più, però staccati, io ne ho 16 in più, ma staccati dal corpo, mia figlia. Sì, quelli pesano. È una bella gioia. Sì, dai, sono chili belli quelli belli. Allora, diciamo che mi sono presa questa pausa dai concorsi perché mi sono concentrata più sullo studio, su me stessa. Infatti, da pazza quale sono, faccio 2 facoltà, non una, ben 2. Perché ovviamente ci stupiamo che non sei anoressica allora, dato che fai 2 facoltà. Guarda, di stress diciamo che ne abbiamo. Direi. Sono ritornata perché avevo un po' di nostalgia. Fatto bene. Ho detto, ma sì, dai, riproviamo. È andato bene, 6° posto. Ti piace vincere facile, che noi siamo della vecchia scuola Pigna, è vero? Sì, un pochino.
Però dai, neanche tanto vincere è facile, questa sera c'erano abbastanza belle ragazze. Quello va detto, però il portamento che avevamo noi. Ormai vecchia scuola pesa di più, va detto. È la vecchia scuola. La vecchia scuola, però poi adesso vedo che mi sento vecchia. Mi sento vecchia, ci sono tutte giovincelle. Mi chiamano mamma, tesoro, consolati. Beh, tu sei mamma. Sì, ho capito, tu ma sei una. Mamma. Bene Alessia, vorremmo tenerti qui tutta la sera, ma non ce l'abbiamo. Capito. E Bea tagliò. Per cui ti direi vediamo in settima finale e noi andiamo avanti. Andiamo avanti, ciao. Settima classificata, Miss Baule Shopping Center. Buonasera. Buonasera. Lei è? Io sono Chiara Ghirotto e vengo da Rovigo, Arcoapolesine, un paese in provincia, e faccio l'istituto tecnico geometri a Rovigo e da grande mi piacerebbe diventare una nutrizionista, anche se non ho scelto proprio la scuola giusta. Sì, diciamo che hai sempre scelto una linea di studio che ti porta diretta a quello che vuoi fare tu, Però altrimenti mi piacerebbe lavorare con mio papà che fa l'architetto. Il geometra. L'architetto. Ecco, perché l'architetto serve anche il geometra, giusto? Comunque hai idee chiare. Sì. Una favola da Rovigo a Astra? Come il salto è stato quale? Il salto è stato. Quanto tempo ci hai messo ad arrivare? Ci ho messo oltre i 40 minuti. Come hai conosciuto Miss Riviera da Rovigo? No, ho visto un annuncio su Instagram. Vedi, i social. I social, sì. Contento il papà che ti ha portato per 40 minuti fino a qui? Non mi ha portato mio papà, mi ha portato mia mamma. Contenta la mamma che ti ha portato 40 minuti? Contentissima della fascia. Vabbè, soprattutto adesso sa che deve riportarti per altri 40 minuti, però un po' più distante perché abbiamo la finale. Sì, ne è consapevole. Ok, no, l'importante è capirlo. Al massimo speriamo che vinci un rimborso spese e benzina, che sai che ogni tanto danno anche il premio con i buoni della benzina. Speriamo che magari ce ne sia uno. Sì, dai. Speriamo, almeno si recupera qualcosa. 40 minuti, Bea. Lo so. Ci sono i rincari. Detto ciò, dato che ci sono i rincari e anche nel tempo nostro ci sono i rincari che noi ci pagano a minuti, non a ore. Noi continuiamo con le nostre miss. Grazie. Ottava classificata, Miss Marie Claude, lei è? Dori Chiara. Buonasera Chiara. Buonasera. Soffro di memoria a breve termine. Scusate, volevo troppo dirla, è carinissima. Io non posso continuare a lavorare così. Voi capite, amici, Ginevra, che adesso si è appassionata a Dori. Mi veniva da chiederglielo. Guarda che io guardo Dori 10 volte al giorno. Mi fa piacere. Ciao Chiara. Ciao. Cosa fai nella vita? Nella vita studio e ho appena finito la quinta liceo e il prossimo anno inizierò l'università Digital e Graphic Design. Facile. Però. Che traccia hai scelto in prima prova? La A2. Che era? Sulla tecnologia e l'intelligenza artificiale. Vedi? Sadismo. Vedi? Anch'io feci quella sulla tecnologia. Sadismo. Vedi? Io la feci sulla psicologia, ma andò da Dio, avevo quasi il massimo, penso. Bene, quindi tu adesso avrai gli orali, immagino, li hai già fatti, no? No, venerdì. Allora, è il mio compleanno. Allora noi ti facciamo un grande il giorno del tuo compleanno fai gli orali. Porta fortuna, dai. Speriamo gli facciano un regalo. Porta fortuna, ma entra là. Buonasera, buongiorno, oggi è il mio compleanno. Porta la torta, magari li addolcisci. Magari non una cosa alla panna che col caldo. Ne ha portata Margherita. Detto ciò, abbiamo le ultime 2 fasce speciali, quindi che dire, andiamo avanti? Andiamo avanti. Ok. Ciao Dori. Nona classificata, Miss finalista è Aurora Boldrin. Ciao Aurora. Ciao. Beh. Chi sei? Da dove vieni? Cosa fai? Ho 16 anni e inizio a settembre il 4º anno di superiori. Studio biotecnologie ambientali. E va bene, nella vita vorrei continuare a sfilare, perché comunque mi piace il mondo della moda, però vorrei nello stesso tempo continuare a studiare e diventare biologa. Vedi, questa sera queste miss. Però guarda che posso dire che le biologhe in tacchi a spillo mancano in Italia, quindi. Sono le donne della STEM. Cioè, in Italia mancano. Sì, assolutamente. Giulia non ha assolutamente idea di cosa sia. No, io non ne ho assolutamente idea. Chiedimi pannolini, so tutto, queste cose no. Meno male che la nostra Aurora non sa ancora niente di pannolini, ma sa tutto della STEM. Che è? Non ce la possiamo fare stasera. No, stasera no, direi che stasera no. Quindi diciamo che biologa lo mettiamo da parte. Modella, quindi modella, cosa ti piacerebbe? Per quale brand ti piacerebbe sfilare? Non lo so. Mettiamo da parte anche la modella. Ti vengono là?
Cassiera. Alla COP dicono che cercano sempre, te lo consiglio. No dai, adesso a parte gli scherzi. Dai, adesso qua si ride, si scherza, siamo a fine serata, siamo stanchi, sono stracotte, stanno intacchi veramente dalle 4 di pomeriggio, quindi che dire, la lasciamo andare, dai. E passiamo veramente adesso alle 2 fasce special. La prima fascia speciale ad Alessandra Stravolo. Ciao. Buonasera. Alessandra. Buonasera. Allora Alessandra, tu stasera sei stata premiata per un motivo particolare. Spiegacelo. Miss Serietà, perché la cosa che conta di più in questo concorso, oltre a divertirsi, sfilare per la bellezza, secondo me ci vuole anche avere tanto impegno di prendere le cose e prenderle sul serio soprattutto, e non fare come certa gente che magari si iscrive e poi magari non si presenta neanche. E qua abbiamo lanciato un piccolissimissimo petit arco a qualcuno. Non voglio sapere chi, non voglio sapere cosa. In generale. Chiunque sarà si sentirà interpellato, quello va bene, affari vostri. Detto ciò, comunque noi vi facciamo le congratulazioni, perché Grazie. avere la serietà di esserci sempre, essere costanti in una cosa che comunque non è neanche il tuo lavoro, non vieni pagato, non saresti nemmeno obbligata a fare, è una cosa che dà molto onore, va detto. Esatto. Alessandra, quindi presentati pure, prego. Mi chiamo Alessandra Stravolo, faccio il terzo anno di grafica ad Olo, ho 17 anni e vivo ad Olo. Perfetto. Tutto ad Olo? Tutto ad Olo. Comodo, facile. Noi eravamo solo nelle stronze che prendevano la corriera. Esatto, ma io sono ancora quella là, cioè perché io mi faccio 2 ore di auto. Io la segreta con l'università fa male, però nella vita vuoi fare? La fotomodella, se no anche la commercialista mi piacerebbe tanto. Due cose uguali proprio. Sono identiche le cose. Va bene, allora stiamo in contatto. Ti prendiamo per G di ferro. Esatto, rimaniamo in contatto. Il nostro c'ha una certa età, prima o poi bisognerà cambiarlo. Va bene. Bene, allora io direi che passiamo alla seconda fascia speciale, Bea. Certo. Grazie mille. Arrivederci. Seconda fascia speciale. Buonasera. Buonasera. Lei è? Claudia Callegaro, ho 17 anni e faccio la quarta superiore al Musatti di Dolo e sto studiando accoglienza turistica, quindi diventare una receptionist, però il mio sogno sarebbe prima di tutto continuare a fare anche io sfilate di moda, perché mi diverte e perché mi piace la moda, e mi piacerebbe un sacco fare anche la criminologa. Vedi. Allora io qua ho un paio di domande, devo mettere un attimino in ordine. Se sono domande su come si nasconde un cadavere, Giulia, te l'ho già spiegato. No, quelle le abbiamo già affrontate io e te in separata sede. Non bisogna dirlo a tutti i nostri follower, per cortesia, dai, che dopo ci sgammano. No, allora la prima domanda è, dato che comunque tu sei giovane, sei appassionata della moda e tutto quanto, cosa ti ha fatto appassionare al mondo della moda? Cioè, qual è stato il brand o la fotomodella che ti ha fatto appassionare a questo mondo? No, è stata l'Aurora Costa che mi ha parlato di questa associazione e ho incominciato a guardare le non esistono più le anere. Io una volta guardavo Naomi Campbell per ispirarmi, adesso non esistono più queste cose. Non importa, ma io in realtà volevo parlare del motivo per il quale è stata data questa fascia speciale. Prego. Perché piove moda. È brava Giulia, lei è stata premiata per aver partecipato a Piove Moda, che non è la moda sotto la pioggia, specifichiamolo. Insieme a Miss Riviera. Non ce la posso fare, ragazzi. Però ragazzi, senza un po' di simpatia, cos'è una serata di 4 ore? Nulla. Insieme a Miss Riviera del Brenta, giusto? Esatto. Sei divertita quella serata lì? Sì, molto. Ha piovuto? No. È stata una sfilata un po' diversa da questa, perché avevamo costumi un po' più diversi, erano tutti particolari, però sì, è stato molto bello. Ti aspettavi che ti venisse data questa fascia? No, è stata una bellissima sorpresa. Quindi quando hanno detto ho partecipato a Piove Moda, in realtà non avevo ancora Non avevi ancora collegato? No, perché ce n'erano molte altre che avevano partecipato, quindi non era ancora che un bello. Sarà quella. Allora noi ti vedremo in finale. Sì. Sei contenta? Sì, molto. C'è scritto. Quindi noi ti lasciamo. Amici di G di Ferro mio, direi si va da Renato. È giunto il momento di andare da Renato. Non è ancora finita. Non è finita. Questa sera non finisce più. E siamo qui anche con Renato Trincanato, il patron di Miss Riviera del Brenta, il fondatore, colui che ha portato Miss Riviera del Brenta fino a qui oggi. E perché siamo qua, Renato?
Perché questo è il nono anno. Sono quasi 10. Sono quasi 10, l'anno prossimo mettiamo quel numerino, esatto. Il prossimo anno facciamo le candeline. Diciamo siamo qui perché abbiamo fatto questa ultima tappa di questo 2024 per quanto riguarda le selezioni. Ho appena avuto una bella conversazione con la municipalità, con diciamo i neoeletti del comune di Stra. Non spoileriamo niente, ma potrebbero esserci belle novità per tornare qui in questo paese. Tanto sai che te le vengo a spulciare subito dopo la finale, io le novità, quindi te le puoi tenere ancora per 2 mesi nel Assolutamente cassetto. Sì. Ma adesso andiamo a parlare appunto proprio del motivo reale per cui stiamo facendo questa intervista, ovvero la finale. Dove, come, quando? Appunto. Allora, il come... Allora, loro saranno in tutto 27 le ragazze, perché sono state assegnate 2 fasce speciali tipo questa sera. Ergastolo, 27 anni 27, di galera. 27, esatto, come gli anni di galera. Come appunto sono 27, sono affiatatissime, emozionatissime, perché abbiamo visto che questa sera cercheremo di fare un bel gruppo, perché le abbiamo invitate a passare con noi anche una bella giornata a Mirabilandia. Abbiamo sentito, però a Giri Ferro queste cose vanno dette prima, così Giri Ferro tiene il buchino in agenda. Va bene. È il prossimo anno lo si dice prima. Va bene. No, io vorrei sottolineare una cosa, perché qua non è stato proprio Giri Ferro, tutto il team, qua è stata Giulia Urbinatti che si è girata verso di me e mi ha guardata anche noi. Anche noi. Vabbè, allora vi invito formalmente. Allora, vuoi che non vengano immortalate nelle pagine del nostro canale? Ovvio. Le Miss che urlano a squarciagola con la loro coroncina in tacchi a spillo sulle montagne russe. Sulle montagne russe ci sale Mario, perché io non ci salvo. Quindi noi cerchiamo di fare anche molto spogliatoio tra di loro, perché è giusto che oltre al divertimento si scambino parecchie notizie, parecchie amicizie. Quello è fondamentale. Il quando? Il 31 agosto. 31 agosto, perché poi 31 agosto. La finale è il 31 agosto. Sì. E poi diciamo questo appunto non lo so. Questo è un punto di domanda. Nel senso che ci sono candidati in 2. E chi sono? Quindi allora c'è Campagna Lupia e c'è il classico. Sì, esatto. E c'è Stra, appunto, la villa comunale, che è bellissima. La conosciamo, che è veramente Villa stupenda. Loredan, sì, Villa Però posso dirti che a me piace tantissimo Campagna Lupia, perché abbiamo la scalinata. Quindi là il portamento veramente possiamo fare le bastarde come piace a noi nella votazione. Lo so, Campagna Lupia merita, perché ha questa villa del 1200, una delle più vecchie in assoluto, con questa scalinata che è stupenda. Ricordiamo che Beatrice ha fatto fu fasciata lì. Esatto. La porta nel cuore. A poco cadeva dalle scale dell'emozione. No, è stata brava, me lo ricordo. E poi niente, facciamo il 1° di settembre la nostra Miss sarà impegnata già con la regata storica. Subito al lavoro. Subito al lavoro. Ma infatti una cosa che non molti sanno è che con Renato un po' con tutti eravamo un attimo che dicevamo, ma sta finale quando si fa? Perché già dal primo dobbiamo mettere, perché già dal primo abbiamo la regata, poi abbiamo quest'altro, cioè avevamo già tutti gli impegni prefissati, quindi siamo dovuti andare a cercare il giorno perfetto libero, cioè una cosa che è impossibile verso fine estate, fine stagione, perché sono tutti che se li accaparrano ogni anno, però siamo riusciti a trovare il buco, anche perché noi di G di Ferro non volevamo mancare. Assolutamente, non potete mancare. Non possiamo mancare. Noi siamo nati con voi, quindi dobbiamo continuare. Grazie. Da quando è nato Miss Riviera noi grazie, quindi grazie ragazzi anche per essere stati in giuria, siete state fondamentali questa sera. Cattivissime. Cosa dire? Ce l'hanno detto, abbiamo visto che siete state un po' strette di manica, ma va bene così. Sai cosa? Perché Renato, allora noi abbiamo fatto tanto una valutazione della pavimentazione, di tutto quanto, però abbiamo anche valutato anche in base un po' all'esperienza. Certo. Primo concorso, età, cioè noi andiamo a valutare ovviamente una ragazza che ha il primo concorso, prima volta che sia, la valutiamo un po' di più rispetto che una che ne ha già fatti 15 o 2 stagioni e ancora non c'è. Certo, quindi ci sono 2 pesi e 2 misure su tutto. Sono d'accordo. Poi comunque cosa posso dire? Viva Miss Riviera del Brenta. Ci vediamo presto. Grazie Mario. Grazie di tutto. Grazie davvero di tutto. Io voglio formalmente ringraziare i miei occhi, Luca, poi la new entry Alessia col suo Giovanni, mia figlia Chiara e mia moglie, la tua moglie, la ovviamente, tua famiglia essenziale, perché sono sempre in prima linea e mi supportano perché ogni tanto sbarello anch'io, ma vabbè, non importa.
Grazie ancora, Grazie di a tutto. te Renato. E che dire, amici di Faro Team, noi non possiamo fare altro che dirvi buonanotte e ci vediamo alla finalissima di Miss Riviera del Brenta per il 2024. Vi aspettiamo.